Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, questi i principali argomenti. Catania, test superato, riaperte al traffico in tempi record via Etnea parte di via Caronda dopo la rimozione di tonnellate di segature e cera sparse per la festa di Sant'Agata. Trappeto Nord a Catania, la riattivazione del gas nella zona dell'esplosione di gennaio è legata alla ricerca di personale da parte dell'azienda in carenza di organico. La rabbia degli utenti, siamo abbandonati. A Palermo, momenti di paura in via Santa Maria di Gesù, vanno a fuoco nella notte 3 auto, palazzine invase dal fumo, 20 evacuati, 3 intossicati, indagini della polizia sull'origine degli incendi. Maltempo in Sicilia, temporali sparsi durante la notte, brusco calo delle temperature, intanto la pioggia riempie gli invasi, ma la provincia di Caltanissetta continua a soffrire l'emergenza idrica. Caltanissetta scoperta una maxi evasione fiscale su un giro di affari da 5 milioni, sequestrati beni a imprenditrice attiva nel settore del marketing e della comunicazione. Al via la 25esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco. Siciliani sempre più generosi nonostante il maltempo di queste ore. Sarà possibile donare fino a lunedì. Calcio, domani si gioca Spezia Palermo, esordio per poi Ampalo tra i rosanero. Il tecnico Dionisi dice i primi 2 posti non fanno per noi, ma c'è un altro obiettivo. Seconda trasferta consecutiva in Puglia per il Catania, domani contro il Monopoli, uomini contati in difesa per Toscano, oggi in campo Messina e Trapani. Ancora ben trovati, andiamo subito a Catania dove questa mattina a seguito di un test, si chiama Grip Test, è stato possibile riaprire al traffico la via Etnea e parte della via Caronda dopo la festa di Sant'Agata. Tempo di record, le squadre si sono adoperate per eliminare appunto dal manto stradale la cera che si era appunto riversata durante le giornate di festa. Il servizio di Eva Spampinato. L'auto della polizia municipale scende a gran velocità su via Etnea. La brusca frenata è necessaria per testare il coefficiente di attrito delle ruote sull'asfalto ripulito da cera e segatura dopo la festa di Sant'Agata. Eccolo il tradizionale control grip test, necessario prima di dare l'ok ufficiale alla riapertura di via Etnea e via Caronda, che dopo l'esito positivo possono tornare da questa mattina transitabili dalle auto, ma non dai motorini, dalle bici e dai monopattini. Oggi tra l'altro le condizioni erano quelle peggiori, ma in qualche modo migliori per testare la tenuta. Sicuramente il test dopo la pioggia e quindi anche un test anche più probante per noi. Emergenza cera rientrata in tempi record dunque dopo un delicato lavoro di pulizia e scarifica della cera depositata sul selciato e sui marciapiedi che ha impiegato 200 operai e tecnici specializzati della Gema per rimuovere 70 tonnellate di segature e 80 tonnellate di cera che i fedeli accendono in onore di Sant'Agata accompagnandola in tutto il percorso. Abbiamo seguito il percorso nei giorni 4 e 5. Sempre subito dopo il Fercolo a intervenire per la pulizia nel giro esterno e invece subito dopo per la rimozione della cera e della segatura al passaggio del Fercolo il giorno 5 nel giro interno. La prova di aderenza effettuata dalla Polizia Municipale ha dato il via libera definitivo alla riapertura, ma parziale. Rimane ancora chiuso infatti il tratto di via Caronda da via Monserrato a viale 20 settembre. Rimane infine sempre valido e vivo l'invito alla prudenza anche per chi cammina a piedi, perché soprattutto sui marciapiedi e ai margini delle strade il manto è ancora altamente scivoloso. Restiamo a Catania, Rete Gas, la partecipata del comune in carenza di organico corre ai ripari per riattivare le utenze nelle palazzine vicine alla zona dove è avvenuta l'esplosione per la fuga di gas. Abbiamo raccolto anche la rabbia degli utenti, è andata per noi Giusy Lazzara.
Ancora senza gas. A Catania monta la rabbia dei residenti delle palazzine non solo vicine ma anche a chilometri dalla zona rossa, sotto sequestro dopo la terribile esplosione del 21 gennaio. Ma davvero c'è gente competente, tanta gente competente specializzata che sta, perché qualunque problema, se c'è il personale adatto, il numero di personale adeguato, si risolve. Non bisogna aspettare tempi lunghi in attesa di che cosa? Cosa stiamo aspettando? E quindi questo è quello che io penso e sinceramente ci sentiamo abbandonati. Ci sono 20.000 persone senza utenza, stiamo parlando di una buona fetta della città che purtroppo oggi si trova in crisi. Rete Gas, la partecipata del comune in carenza di organico, si è trovata impreparata e corre ai ripari in cerca di personale. Abbiamo 10 operai, 4 sono rimasti infortunati nell'esplosione e qualcuno purtroppo è andato in pensione. Ho fatto un appello di solidarietà alle altre partecipate del comune di Catania. Quante sono le utenze che non hanno il gas e soprattutto che tempi si prevedono per queste? Noi fino ad oggi abbiamo riattivato 500 utenze, ne dobbiamo riattivare 3.000, ma io da lunedì riattiveremo le utenze nella zona di Sannullo e Trappeto Sud e mi auguro fra martedì e mercoledì anche la zona di San Giovanni Calermo Alta. Adesso i residenti esasperati temono di dover pagare le bollette per un servizio mai ricevuto. Restano gli sfollati, 30 famiglie ancora senza un alloggio, tanti gli anziani. La casa? Abbiamo perso la casa. Abbiamo qua, Purtroppo mia moglie che è invalida, non abbiamo dove andare. Momenti di paura in via Santa Maria di Gesù a Palermo, a fuoco 3 auto, 20 evacuati, 3 intossicati per il fumo. In fiamme anche il portone di un edificio, le indagini sull'incendio vanno avanti da parte della polizia. Marco Gullà. Un inferno di fuoco in piena notte, via Santa Maria di Gesù a Palermo, 3 auto in fiamme, le urla, il panico. C'è chi scende per mettere in salvo la propria auto, il fumo sprigionato dal rogo che sale. 3 residenti intossicati, tra cui anche una bambina neonata che per fortuna adesso sta bene. Si è rischiata la tragedia, anche perché le auto, come vediamo dalle immagini, erano proprio posteggiate a ridosso delle abitazioni. Io ho rischiato con il pigiama a prendere pure l'altra macchina e spostarla. Quindi lei praticamente è sceso quando già l'incendio era in corso? Allora io ho affacciato, mia figlia ha gridato, il fuoco, poi ha cominciato a gridare, io affaccio nel balcone, già vedevo le fiamme di davanti che ha cominciato a prendere con la mesa. Si è sfiorata davvero la tragedia oggi. Sì, quello già c'era il fuoco quasi accanto. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che con 6 squadre hanno spento le fiamme e soccorso i residenti che hanno dovuto abbandonare le case nottetempo. Io mi ha chiamato mia cugina alle 6:30 stamattina. Siamo venuti qua perché praticamente sì, è vuota, però è una proprietà di mia moglie e mia cognata, quindi bisogna le persiane qua di là, fortunatamente come vedete è disabitata. I vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala hanno evacuato le 20 persone presenti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 7:30. Gli appartamenti, si legge in una nota dei vigili del fuoco, sono stati inibiti, sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. A Priolo un operaio 50enne dipendente di una impresa metalmeccanica mentre lavorava è rimasto ferito al torace nella raffineria ISAB Nord del polo petrolchimico. Probabilmente l'operaio è stato colpito da un pezzo di metallo, ma si tratta di una ricostruzione al vaglio degli inquirenti. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta. Il maltempo in Sicilia, prevista neve a bassa quota, ma in realtà il dato saliente di questa ondata riguarda pioggia ovunque e un calo delle temperature. Si riempiono gli invasi per la pioggia, ma ci sono delle zone, soprattutto in provincia di Caltanissetta, dove si soffre ancora per l'emergenza idrica. Sentiamo Rita Cinardi. Era previsto un weekend all'insegna del maltempo, con piogge, raffiche di vento e neve anche a bassa quota, ma in tutta la Sicilia sono stati registrati per lo più soltanto temporali nella notte, che per fortuna non hanno causato danni rilevanti. Nessun fiocco di neve sulle Madonie, dove le piste sicuramente non registreranno l'affluenza delle scorse settimane, quando in tanti avevano indossato tute e abbigliamento da sci per giornate all'insegna del divertimento. Questo almeno è ciò che è successo nelle prime ore della mattinata, ma visto il deciso calo delle temperature, nelle prossime ore tutto potrebbe
potrebbe cambiare. Intanto le precipitazioni di queste settimane hanno fatto registrare un aumento della portata d'acqua all'interno degli invasi che almeno per il momento dovrebbe far scongiurare di piombare in una situazione di crisi idrica come quella vissuta nei mesi scorsi, ma purtroppo per la provincia di Caltanissetta le buone notizie continuano a tardare, visto che seppur adesso l'acqua c'è, continuano le interruzioni della fornitura idrica. Nelle ultime ore infatti Caltacqua ha comunicato la sospensione della distribuzione a Niscemi per un guasto alla condotta e a San Cataldo per un intervento di riparazione urgente alla diga Ancipa. Intanto per quanto riguarda la provincia di Agrigento, nei giorni scorsi dalla regione è stata comunicata l'installazione di una potente motopompa in territorio di Ribera che preleverà l'acqua dal fiume per convogliarla nei laghetti collinari, garantendo l'approvvigionamento irriguo nelle aree agricole di Burgio, Caltabellotta e Ribera. E a Caltanissetta la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale da 5 milioni da parte di una imprenditrice attiva nel settore marketing della comunicazione. Sentiamo. Una maxi evasione fiscale da 5 milioni di euro da parte di una imprenditrice nissena a capo di un'azienda nel settore del marketing e della comunicazione che operava in tutta Italia anche mediante vendite telefoniche, assistenza e promozione di servizi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Nei giorni scorsi infatti i militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica ed emessa dal GIP nei confronti dell'imprenditrice, la quale a seguito di una verifica fiscale è risultata indiziata di non avere ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni di imposta che vanno dal 2019 al 2022. In particolare la Guardia di Finanza ha contestato l'evasione di imposta mediante l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché l'occultamento delle scritture contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge. In base all'attività ispettiva eseguita, corroborata da articolati e meticolosi controlli incrociati, il reale volume delle vendite sottratte al fisco sarebbe ammontato ad oltre 5 milioni di euro con imposte dovute per circa 2 milioni e mezzo. Ne è conseguito un sequestro pari proprio a questa cifra dei saldi dei conti correnti e di un'auto BMW a disposizione dell'imprenditrice. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con la politica, in particolare con Sud chiama Nord di Cateno De Luca che cambia pelle. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Sud chiama Nord, cambia pelle, si propone come forza di governo pur restando all'opposizione, un cambiamento radicale che il leader Cateno De Luca spiega sottolineando che però non si va in maggioranza, scelte che non tutti comprendono. Manlio Viola. Lavoriamo per la Sicilia che vogliamo. Ecco il nuovo corso di Sud chiama Nord, la formazione politica di Cateno De Luca che cambia pelle, saluta il tempo dell'opposizione gridata e urlata nelle piazze e sui social e tenta la strada della collaborazione con le altre forze politiche a vari livelli. A spiegare la metamorfosi è lo stesso Cateno De Luca che sceglie di lasciare la vita di partito per concentrarsi sull'attività parlamentare. Non entro in maggioranza ma voglio collaborare in questa fase proprio per incidere con quell'esperienza di amministratore e di sindaco che è un bagaglio prezioso nel Palazzo dei Poteri. Ma il progetto di Sud chiama Nord è quello di proporsi al prossimo giro di boa, in realtà alle prossime elezioni, come forza di governo e dunque cerca alleanze. Non siamo una forza di opposizione, siamo una forza che ha dimostrato che dove governa è in condizione di cambiare il proprio territorio. Quindi il futuro di Sud chiama Nord non sarà quello di rimanere isolato, ma di partecipare con una coalizione ad amministrare e governare la Sicilia. Intanto però il dialogo col governo Schifani è aperto, come conferma Danilo Lo Giudice, che è il coordinatore regionale della formazione politica. Con il governo Schifani abbiamo attualmente un dialogo nella misura in cui le cose buone che la Sicilia aspetta si devono fare e speriamo che si faranno, e quindi è questo quello che stiamo facendo. Abbiamo ribadito però che noi siamo stati eletti all'opposizione e rimarremo all'opposizione, come giusto che sia, per tutta la legislatura. A margine è polemica con l'ex di turno Ismaele Lavardera, che a distanza sottolinea invece che Sud chiama Nord non è più una forza di opposizione. E a Catania, prima tappa del tour in Sicilia di Carlo Calenda per il leader di Azione. È fondamentale per la nostra regione che lo Stato intervenga e tolga le competenze che la regione stessa non sta esercitando, dalla gestione dell'acqua, dove ci sono 51 società che non riescono a fare nessun lavoro, alla sanità, alle strade. L'autonomia regionale, sostiene Calenda, è un esperimento fallimentare per i siciliani. Il leader di Azione sarà nel pomeriggio a Messina e domani a Palermo.
E come ogni sabato, subito dopo il nostro telegiornale, lo spazio è tutto per il punto di e con Luca Ciliberti, che adesso invece è qui con noi per le anticipazioni. Luca. Grazie Roberta, avete spoilerato un po' tutti i temi della puntata di oggi, quindi la burocrazia, i rifiuti, le strade, insomma tutto quello che è l'emergenza Sicilia. Ne parleremo con tanti ospiti, ma soprattutto cercheremo di analizzare un aspetto dell'elettorato siciliano, che è quello dei cattolici, quindi ci agganciamo alla festa di Sant'Agata perché è un centro di potere, è diventata la comunità di Sant'Egidio, dalla quale proviene anche il cardinale Zuppi, che ha tenuto l'omelia, il pontificale di Sant'Agata. Quindi insomma analizzeremo tutti questi aspetti, tanti ospiti, ci sarà il presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania Emiliano Abramo, Nuccio Di Paola, che avete visto da Cateno De Luca, quindi ci racconterà la sua versione della Cateno Convention, e poi Nello Di Pasquale del Partito Democratico, insomma tanti ospiti per raccontare insomma la politica e l'attualità politica. Permettimi, ci sarà anche una finestra sull'Europa, perché ci sarà anche Marco Falcone, che è anche un esponente importante di Forza Italia in Sicilia. Grazie Luca, appuntamento dunque dopo il telegiornale. Noi voltiamo decisamente pagina, anche nella nostra regione è in corso la 25esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco. I siciliani sono sempre più generosi, nonostante il maltempo di queste ore sarà possibile donare fino a lunedì. Francesco Aloi. La locandina è bene in vista per ricordare che siamo nella settimana della donazione. Da qualche anno, infatti, la giornata del farmaco non è limitata al solo weekend, un modo per dare a tutti la possibilità di aderire. L'iniziativa è sempre in crescita, quest'anno è il 25esimo anno di raccolta del banco farmaceutico in tutte le farmacie, che sono circa 6.000 in tutta Italia. Le farmacie sono 318 in tutta la Sicilia, che aiutano 119 enti assistenziali. Si possono donare i farmaci da banco. Può donare sciroppi per la tosse per i bambini, farmaci antinfluenzali, creme antidolorifiche, soprattutto per gli anziani. Più di 42.000 gli assistiti dal banco farmaceutico soltanto nella nostra regione. Ma più passa il tempo, più aumenta la voglia di donare. I siciliani sono sempre più generosi. Lo scorso anno il valore della raccolta sfiorava i 260.000 euro e quest'anno c'è molto ottimismo. La raccolta sta andando molto bene, i nostri clienti rispondono perfettamente alle nostre richieste. Nonostante il maltempo di oggi, i volontari sono super operativi. Dal prossimo anno accanto a loro potrebbero esserci ragazzi delle superiori. Coinvolgere i giovani per fare capire anche a loro l'importanza della donazione. Adesso per noi un'altra pausa, poi il calcio.